Dottor Agnello, qui ad Agrigento a presentare il suo libro, di cosa parla? È il mio secondo libro che ha come protagonista un pubblico ministero che è frutto della mia fantasia, che si chiama Fabio De Falco, il quale Fabio De Falco nel mio primo libro era alle prese con una verità inconfessabile legata alla scomparsa dell'aereo del Presidente del Senato. Qui l'ho immaginato invece alle prese con una verità ingannevole legata ad una serie di omicidi commessi a Palermo a due di pregiudicati, e quindi lui si trova di fronte a un vero e proprio serial killer. Ha qualcosa di autobiografico, qualcosa di personale, qualche storia insomma di cui lei ha Di tratto spunto? di Fabio De Falco c'è solo la sua passione, la passione per la buona cucina e il buon bere, si ferma qui, assolutamente. Penultimo incontro qui al Caffè per la Legalità presso la questura, lo stabilimento PS di Agrigento. Oggi si incontra un magistrato. Sì, oggi incontriamo Maurizio Agnello, magistrato impegnato nella procura di Palermo, da anni impegnato sia sul fronte del narcotraffico e sia anche per attività di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso. Noi siamo particolarmente contenti di poter avere stasera il giudice Maurizio Agnello, che continua nella tradizione di questi incontri letterari presso il nostro centro balneare come caffè letterario, una tradizione di presenza e di invito ulteriore anche a chi viene a trovarci a poter discutere di legalità, facendo con dei protagonisti che lo fanno non solo dal punto di vista della carta stampata, quindi con un libro e quindi molto probabilmente con un romanzo di cui racconta il protagonista, lo stesso un magistrato, ma lui è un magistrato che effettivamente dalla vita concreta ha fatto un segno e un simbolo dell'impegno antimafia in una regione che ha espresso notevolissimi eroi dell'antimafia, non solo magistrati ma uomini delle forze di polizia, giornalisti, imprenditori, per cui in questo segnale, nel percorso per la legalità, noi tentiamo come Polizia di Stato di continuare in un messaggio positivo nei confronti di quelle che sono le leve future che verranno dopo di noi.